Buongiorno, ben ritrovati alla prima edizione dei nostri telegiornali, ben ritrovati a tutti voi telespettatori di Antenna 3, tantissime le notizie che vi daremo nel corso di questa nostra edizione, come sempre dalla cronaca alla politica, e partiamo dalla cronaca, partiamo da una incredibile aggressione avvenuta in centro a Treviso e che ci tocca da vicino, perché a essere aggredito questa mattina è stato il direttore di Media Nord-Est Luigi Bacciali, una violenza inaudita e totalmente senza senso da parte di uno sconosciuto proprio in centro città, ed è un altro episodio, un altro campanello d'allarme per la situazione del centro di Treviso, il direttore che ha dovuto ricorrere alle cure in ospedale. Allora, ci colleghiamo subito con Christian Arboid, che si trova più o meno nella zona del fatto davvero incredibile, anche perché, lo ricordiamo, siamo in centro a Treviso. Christian. Sì Nicola, dici bene, siamo in centro a Treviso e quelle che sentite sono le campane del Duomo. Qui con me c'è Nicoletta Rizzetto. Stiamo tentando di ricostruire i minuti concitati che si sono vissuti questa mattina, che ha vissuto momenti davvero pesanti, che ha vissuto il nostro direttore Luigi Bacciali. Bacciali stava portando a passeggio i suoi cani, come fa tutti i giorni, come fa tutte le mattine prima di recarsi in studio per condurre il suo Focus TG. Quindi si trovava con i suoi cani quando è stato aggredito di fatto da un uomo in bicicletta, prima con degli improperi. Quest'uomo lamentava il fatto, pare che i cani del direttore avessero urinato davanti a casa sua. In quel momento Bacciali ha detto: ma non me ne sono accorto, è tornato indietro e ha spruzzato dell'acqua sulla parete per ripulire, ma questo evidentemente non è bastato. Quest'uomo in bicicletta che lo ha aggredito fisicamente, gli ha praticamente sbattuto la testa contro il muro più volte, quindi una violenza davvero inaudita, con il direttore che è stato poi portato al pronto soccorso dagli agenti della Polizia di Stato, perché in quel momento non c'erano ambulanze disponibili. Bacciali quindi al pronto soccorso del Cafoncello. Lo abbiamo sentito velocemente perché chiaramente è molto provato e non potrebbe essere altrimenti. Qui sul posto adesso ci raggiungerà a breve anche il sindaco di Treviso Mario Conte, perché appunto adesso bisogna anche individuare questo soggetto, che potrebbe essere il condizionale ed obbligo, un residente qui del posto, forse già noto per comportamenti, diciamo così, sopra le righe, però appunto il condizionale è d'obbligo e probabilmente Bacciali formalizzerà la denuncia non appena uscirà dal pronto soccorso, e ci auguriamo tutti il prima possibile. Insomma, un fatto davvero incredibile. Siamo nel cuore di Treviso, lì c'è la caserma dei carabinieri, siamo all'altezza di Via Inferiore, e l'aggressione, se abbiamo ben capito, è avvenuta in quest'area. Quindi Bacciali, che è stato aggredito prima verbalmente, avvicinato da quest'uomo in bicicletta sulla Quarantina, parrebbe, quest'uomo in bicicletta che appunto poi lo ha aggredito fisicamente, sbattendogli la testa più volte contro il muro. Così ci ha riferito appunto il direttore Bacciali, e appunto i prossimi minuti, le prossime ore immagino saranno fondamentali per risalire anche al responsabile. Questa zona, lo potete vedere, è piena di telecamere, non potrebbe essere altrimenti. Siamo a ridosso del centro, siamo a ridosso del Duomo, siamo praticamente a fianco della caserma dei carabinieri. Nicola, io ti richiederò la
linea fra poco perché mi sta raggiungendo il sindaco di Treviso, Mario Conte. Vediamo se anche da parte sua arriveranno delle indicazioni, degli aggiornamenti, perché penso che a livello informale già si stia in qualche modo indagando su quello che è successo. Questa mattina per il momento da via Cornarotta è tutto, ti restituisco la linea con Nicoletta Rizzetto. Grazie Cris, ovviamente richiamaci quando avrai con te il sindaco Mario Conte, ovviamente la vicinanza anche nostra al direttore Luigi Bacialli, davvero un episodio incredibile e purtroppo ricapita di nuovo a Treviso e non è, come sappiamo, la prima volta. Di tutt'altro tenore, perché qui parliamo di un'azione davvero da sconsiderati, quasi da squilibrati, di tutt'altro tenore però è l'aggressione di 2 settimane fa a Porta San Tommaso a Treviso e lo ricorderete, i 4 ragazzi pestati a sangue, finiti in ospedale, pestati da un branco di giovanissimi. Sabato, cioè domani alle 18:30, proprio nel luogo della violenza ci sarà un flash mob di genitori di ragazzi picchiati per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza giovanile e richiamare l'attenzione sull'urgenza di una riflessione collettiva condivisa. Durante la serata è prevista la lettura di testimonianze scritte dei familiari delle vittime di violenza e gli interventi delle autorità presenti. Il flash mob nasce come evento pacifico, dicono gli organizzatori, apartitico. Ci sono state delle polemiche anche in questi giorni a Treviso, ma vogliono specificare apartitico e inclusivo, che ha l'obiettivo di creare uno spazio comune di ascolto e di presenza in cui cittadini e istituzioni possano ritrovarsi uniti nel dire stop alla violenza giovanile. Le famiglie hanno invitato tra gli altri anche il sindaco Mario Conte e il ministro della giustizia Carlo Nordio, che come sapete è di Treviso. C'è un altro fatto di cronaca grave di tutt'altro tenore che riguarda Treviso. Ci arriviamo fra poco con Lucio Zanato quando sarà pronto, perché nel cimitero di Santa Bona nuovi imbrattamenti devastanti su lapidi, tombe da parte di Novax. Sapete che in questi giorni se ne è parlato a proposito del 58enne che è stato individuato e denunciato, che dovrà risarcire per i suoi imbrattamenti. Un altro episodio al cimitero di Santa Bona a Treviso. Restiamo a Treviso con i furti da Selvana a Fiera. Non si ferma l'escalation delle razzie, in un caso il ladro ripreso anche dalla telecamera di videosorveglianza. Selvana, via Battistel. La telecamera di videosorveglianza segna le 17:10. Nell'angolo a destra si vede una figura scura avvicinarsi alla recinzione di un'abitazione. Rimane ferma qualche secondo e poi scavalca il cancello. L'uomo cammina tranquillamente nel giardino, spostandosi verso la villetta. Passano circa 2 minuti ed eccolo ricomparire nell'inquadratura, stavolta di corsa, prima di saltare nuovamente il cancello e scappare. Vieni qua! In casa in quel momento c'è il proprietario, sta guardando la televisione. Ho sentito dei rumori fuori all'esterno, ho tirato la tenda e mi sono trovato faccia a faccia con sto ragazzo. Sto ragazzo che poi alla vista mia è scappato, ha saltato il cancello e è andato via. Piumino blu, berrettino in testa a coprire parzialmente il volto. Il ladro ha tentato con un cacciavite di introdursi in casa. Una volta scoperto è scappato senza riuscire a portare a termine il suo piano. Restano alcuni danni, ma un grande senso di inquietudine. È questo che fa un po' pensare, l'amarezza che ti lascia, che entrano in casa tua anche a orari non consoni per un ladro. Cioè alle 5 di pomeriggio le persone si aspettano di essere tranquilli in casa. Entrano senza curarsi di niente, perché la macchina era a casa ben visibile, giardino acceso, io che stavo guardando la TV e questo qua ha tentato di entrare. Non so mai se lo prenderanno e questo qua stasera sarà da un'altra parte. Sempre nelle scorse ore a Fiera, furto in casa di un'anziana che ha aperto le porte della sua abitazione ad una signora elegante, dai modi gentili, che si è presentata come inviata del parroco per proteggere le persone proprio dai furti. Con la scusa di posizionare nelle stanze dei chip contro i ladri, ha derubato la vittima. Piano piano la notizia ha fatto il giro del quartiere, un tam tam sui vari gruppi per mettere in allerta i cittadini, soprattutto i più anziani. Il messaggio è ben chiaro: il parroco non manda nessuno a raccogliere soldi, né tantomeno ad installare dispositivi contro i furti. I furti e poi le spaccate che provocano anche danni ingenti, come quelli subiti da un negozio di ottica nel Padovano, a Padova proprio.
in via San Fermo. Ci raccontano tutto Francesco Latai e Federico Ciboto. Ci sono anche le immagini della videosorveglianza che, come nel caso di Selvana avete visto, hanno ripreso i ladri in azione. Sentite. Siamo nell'Ottica Max di via San Fermo a Padova. Con me c'è Donata Bino, che è la titolare di questo esercizio. Siamo qui perché nella notte tra mercoledì e giovedì c'è stata la classica spaccata e vi hanno portato via parecchi occhiali. Non è ancora stato quantificato il bottino, ma è molto importante. Assolutamente sì. E io sono stata avvisata dalla vigilanza alle 3:40 circa e sono arrivata e ho trovato un disastro, perché la porta divelta e all'interno tutto quello che poteva essere toccato era stato completamente preso, vetrina pulita, cassettiere aperte, occhiali dovunque. Dal video della videosorveglianza si vede che i predoni sanno dove andare. Probabilmente hanno fatto dei sopralluoghi. Ma probabilmente saremmo stati controllati precedentemente, magari sarà entrato qualcuno nel visualizzare la merce che noi trattiamo, siccome noi trattiamo un prodotto medio-alto, un prodotto di nicchia, quindi probabilmente sì, sapevano forse, però non puoi accusare nessuno, nel senso che non è che puoi dire sì, ho visto quel cliente che guardava. È chiaro che le nostre cassettiere sono tantissime, però... Certo, quello che resta è oltre al danno materiale di questi occhiali che sono stati portati, resta un'amarezza. Resta un'amarezza, perché in prima persona sono 40 anni che mi impegno a far sì che la via sia pulita, che il negozio sia attraente, che ci sia la luce che serve anche a tutto il resto. Quindi no, stai male. Ecco, adesso come cercherete di difendervi? Io ho reagito che la sera stessa era tutto perfetto come lo vede adesso. La porta sostituita, la vetrina rifatta e quindi andiamo avanti. Punto. Questa è la vostra risposta a chi anche perché tanto non ti aiuta nessuno. Quindi o ti dai una mano e ti fai, come si suol dire, ti giri le maniche, e se no... Avete ricevuto anche molta solidarietà da parte di altri? Moltissima. Ecco, quello è l'unico aspetto positivo, perché io il telefono ieri l'ho ricaricato 4 volte per dire quanta gente fortunatamente ci vuole bene. Ecco, questo è un aspetto che mi dà molta tranquillità. Ecco, c'è un dettaglio, il fatto voi non potete mettere delle grate. Assolutamente, perché le belle arti non consentono di metterci in sicurezza. Questa è una cosa assolutamente che penso che dovrebbero rivedere un po', perché tutto il centro storico è messo così, quindi siamo prede facili a qualsiasi attacco. Mettiamo vetri antisfondamento, serrature particolari, ma non serve a niente. Se vogliono distruggono tutto. Allora, questo l'amarezza ovviamente della titolare del negozio di ottica. Restiamo sul tema sicurezza. Almeno arrivano 11 nuove telecamere a Bassano del Grappa, saranno oltre 90 e saranno installate nei luoghi teatro di fatti di cronaca recenti tra spaccio e degrado, ma non solo. Ci racconta tutto Ferdinando Garavello. Questa è una delle 11 nuove telecamere che arriveranno a Bassano del Grappa, ovvero sono già arrivati gli strumenti, devono essere solo installati. Questo è un lavoro che si farà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Verranno posizionate nei punti sensibili che l'amministrazione un po' ha già identificato, un po' andrà a concordare con i quartieri e la cittadinanza in un certo senso. Perché abbiamo già dimostrato anche con i nostri servizi che a Bassano questi strumenti hanno permesso di risolvere situazioni piuttosto spinose e anche fatti di cronaca decisamente importanti. Ne parliamo prima di tutto con il sindaco Nicola Finco, che ha appena finito la presentazione di questa nuova dotazione. Sindaco, 11 nuove telecamere si sommano alle 80 già presenti. Bassano è ben controllata a questo punto.
Direi di sì, un investimento di oltre 80.000 euro grazie a un bando ministeriale. Con questo andiamo a portare a 91 gli occhi elettronici in città e a 30 le telecamere che controllano le targhe, quindi abbiamo più di 120 dispositivi che monitorano costantemente la nostra città. Un investimento che abbiamo voluto fare proprio perché i cittadini ci chiedevano un'implementazione del sistema di videosorveglianza, telecamera ad alta definizione di ultima generazione, che abbiamo deciso di installare in quei luoghi sensibili che i comitati di quartiere e le forze dell'ordine ci avevano segnalato nel corso degli incontri che abbiamo fatto negli ultimi mesi. Quindi penso insomma un'ulteriore attenzione verso la sicurezza del nostro territorio. Sindaco, questa è una richiesta che arriva dal basso, ovvero non è una decisione solo del Comune, è una richiesta che arriva dai quartieri che vogliono più sicurezza. Qualche caso, poi magari ne parliamo con l'assessore, però l'accoltellatore è stato trovato, l'accoltellatore del docente è stato trovato con una telecamera, ne è stato ricostruito poi il percorso. Ci ricordiamo un giovane che era scappato al controllo dei familiari, un giovane con qualche problema, è stato trovato grazie alle telecamere, quindi è una risposta immediata a un'esigenza forte della popolazione. Certamente una richiesta della popolazione, ma anche delle altre forze dell'ordine, perché il nostro sistema poi collabora con i carabinieri, con la finanza, con il commissariato, quindi le nostre immagini poi vengono date anche alle altre forze dell'ordine per identificare gli autori di determinati reati. Quindi questo è un primo investimento, ma l'impegno è nei prossimi anni di implementare ancora di più tutto il sistema di videosorveglianza. Allora, noi ringraziamo il sindaco Nicola Finco per il tempo che ci ha concesso e andiamo dall'assessore Alessandro Campagnolo. Assessore, abbiamo parlato tante volte di situazioni legate alla criminalità ma anche al degrado a Bassano, ne avete risolte alcune anche importanti grazie alle telecamere. Cosa contate di poter fare con questi nuovi strumenti? Innanzitutto li vogliamo rendere il più possibile affidabili, sia come immagini che siano il più possibile nitide e affidabili anche nella memorizzazione, che non ci siano rischi di blackout che cancellano le immagini in atto. Quindi si lavora molto sulla fibra ottica e si rende questo risultato assolutamente affidabile per permettere alle forze dell'ordine e a noi di avere una visione concreta e puntuale dei fatti accaduti. Le identificazioni devono essere il più possibile chiare, quindi non ci deve essere nessuna perplessità, nessun dubbio sui visi che riusciamo a intercettare per dargli un'identificazione corretta. Allora noi, prima di ringraziare e salutare l'assessore, andiamo a vedere ancora la telecamera, perché di solito si vedono a parecchi metri d'altezza appese ai muri dei palazzi o magari a dei pali. Invece qui potete vedere, questo è uno strumento che che permetterà alla polizia locale, alle forze di polizia di Bassano di vedere letteralmente a 360 gradi, assessore. Assolutamente sì. E soprattutto deve essere l'immagine chiarissima, e questo noi puntiamo appunto per avere un risultato ottimo che non sia discutibile anche a livello procedurale dopo. Allora, ringraziamo l'assessore Campagnolo. Qui a Bassano verranno installate, alcune sono già in via di installazione, ci vorrà qualche settimana, qualche mese al massimo, e naturalmente andremo a vedere, andremo a raccontare anche questa importante novità per Bassano e i suoi quartieri. Così da Bassano, e chissà che le telecamere possano dare una mano alle forze dell'ordine per individuare il vandalo che ha imbrattato ancora un'altra zona di Treviso con scritte Novax. Il ritornello purtroppo è sempre lo stesso, ma questa volta ha colpito anche un luogo sensibile più degli altri, ovvero un cimitero, il cimitero di Santa Bona. Quindi torniamo a Treviso. Lucio Zanato con l'assessore Zampese. Buongiorno Lucio. Buongiorno, l'assessore è appena arrivato e devo dirvi una cosa, io sono qui da circa un'ora, ho sentito diversi cittadini che sono arrivati che non avevano visto, il commento è unanime, se i Novax volevano essere ancora più invisi dalla popolazione ci sono riusciti, perché imbrattare un luogo sacro per le persone, quanta gente ha detto io ho mia mamma, io ho mio marito sepolto qui, loro non si devono permettere queste cose. Assessore, che commento e soprattutto cosa fare per evitare che si ripetano cose di questo genere? Beh, innanzitutto non ci sono parole per esprimere il disgusto, il disprezzo
per dei vandali, dei criminali del genere che non solo non hanno rispetto dei vivi ma neanche dei defunti. Questi luoghi sacri, come giustamente hai detto tu, dove ci sono sepolti i nostri cari, non possono essere una macchinazione politica o prestarsi per strumentalizzazioni. Questi sono atti di vandalismi che io spero vengano, le persone che hanno fatto questi atti vengano arrestate, che abbiano una punizione esemplare, perché dobbiamo cominciare a dare punizione esemplare a questi imbecilli, e che paghino poi i danni e i lavori di ripristino che noi, dopo le azioni che farà la polizia giudiziaria entro questa mattina, entro la giornata odierna andremo a risistemare la parete esterna del cimitero, perché questo luogo non merita queste scritte così indegne fatte da animali. Ecco, va detto che noi siamo in democrazia, quindi ognuno può esprimersi, ma si deve esprimere nei luoghi e nei modi democratici. Questo non è assolutamente un luogo, è un modo democratico. Questi sono dei criminali, dei deficienti. L'unico modo per esprimersi, dovrebbero esprimersi solamente dietro le sbarre di una galera. Anche perché poi devo dirti, non so se si vedono le scritte che sono state riprese, le faremo vedere questa sera, ce n'è una addirittura che dice qui troppe tombe di bambini uccisi dai vaccini, quindi c'è proprio un'ideologia che, come dire, se uno non è d'accordo può anche esprimere il suo dissenso, ma non in questa maniera. Assolutamente, il dissenso è la base della democrazia e, come dici tu, ci sono luoghi, modi e metodi per esprimerlo civilmente e non facendo queste azioni di vandalismo estremo. Ecco, va detto, quest'area, mi pare di capire, è videosorvegliata come tutti i cimiteri. Allora, ci sono delle telecamere, però non so, stiamo valutando adesso se coprono il raggio di azione di queste persone. Quindi c'è anche una sorta di premeditazione, trovare un posto coperto per poter agire indisturbati. Può essere. Questi ne hanno fatte, ne hanno combinate, qualcuno l'abbiamo anche preso e tra l'altro abbiamo appena finito di pulire da stesse scritte il sottopasso di via Sarpi, l'abbiamo appena ripristinato e adesso dobbiamo ripristinare questo, quindi è una lotta continua e speriamo di prenderli, ma veramente col cuore. Senta, ma giusto perché lo sappiano i nostri cittadini, quanto ci costerà come collettività? Ma una cosa del genere penso almeno una decina di 10.000 euro almeno. Ecco, avete capito, 10.000 euro che pagheremo tutti noi perché anziché esprimersi in maniera democratica queste persone hanno deciso di imbrattare uno dei luoghi di rispetto della nostra città. E con questo direi che ogni altro commento è superfluo. A te la linea. Grazie davvero, hai detto bene Lucio, hai detto davvero bene, grazie anche all'assessore Zampese. In attesa di tornare a Treviso per tornare a parlare della incredibile aggressione avvenuta questa mattina in centro e che ha visto vittima di questa aggressione il nostro direttore Luigi Bacialli, andiamo a Torri di Quartesolo perché il giallo di Diana continua a far parlare, ovviamente parliamo della morte di Diana Canevarolo. E ieri sera ci sono state 2 fiaccolate alla stessa ora a Torre di Quartesolo e a Vo. Ce ne parla proprio Luisa Bertini. Buongiorno Luisa. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo proprio a Torri di Quartesolo davanti al comune, è proprio qui in questo piazzale che ieri sera si è svolta la fiaccolata in ricordo di Diana. Fiaccolata con canti, con preghiere e letture che è stata molto partecipata, tanti cittadini che hanno voluto portare qui la loro testimonianza di vicinanza con la famiglia. Stiamo parlando di una comunità toccata ovviamente dal dramma, in una cittadina tranquilla che in questi giorni è sotto i riflettori proprio per la vicenda di cronaca che è andata alla ribalta nazionale. Noi abbiamo raccolto le voci di chi ieri sera era qui presente e le ascoltiamo insieme con il prossimo servizio.
Candele accese, lacrime e abbracci nella piazza silenziosa dove la comunità di Torri si è radunata in serata per manifestare vicinanza alla famiglia di Diana. Vincenzo, il compagno, il figlio Nicolò, presenti al sit-in che l'amministrazione ha organizzato per stringersi ad un lutto e ad un dramma che ha scosso tutti gli abitanti. Una comunità placida, tranquilla, che non ha mai passato avvenimenti più gravi di un piccolo incidente d'auto, per cui comunità colpita e solidale comunque nel dolore con i parenti della donna scomparsa. In questo paese dove non era per fortuna mai successo nulla, oggi essere qua era obbligatorio. Abbiamo voluto raccogliere la nostra comunità intorno a questa immane tragedia e la comunità ha risposto bene, è venuta e ha rivendicato i propri valori di solidarietà, umanità e di rispetto della vita umana. Sono stati in tanti a ricordare Diana, la 49enne originaria di Vo, dove si è svolta in contemporanea un'analoga manifestazione trovata all'alba di 2 settimane fa esanime nel cortile di casa con una profonda ferita alla testa e deceduta 2 giorni dopo al San Bortolo. Tragedia sulla quale sono in corso le indagini, morte ancora avvolta tra gli interrogativi su cui anche i cittadini sperano si faccia quanto prima chiarezza. Una cosa che ha colpito tutti e mi sono sentita toccata dal vivo perché la conoscevo effettivamente, quindi sicuramente il fatto di fare una cosa tutti insieme qui, per quanto poco, come dire, è un modo per ricordarla. Vicinanza alla famiglia e a tutto il paese, perché è una cosa che ci ha così coinvolto tutti, insomma, ecco, una cosa che non era mai successa e quindi è una grossa, come diceva il sindaco, ci ha scosso tutti. Poche parole, quelle che hanno fatto da filo conduttore all'iniziativa, alle poesie lette davanti al comune e ai canti, scelti per dare un segnale di rispetto, gentilezza, vicinanza umana, cura di sé e del prossimo. La gentilezza, la cura, il rispetto dell'altro, l'aiuto, il non girarsi dall'altra parte, il non essere indifferenti, ma ascoltare in maniera attiva indirizzando le persone in caso di bisogno. Abbi cura di me. E contemporaneamente con la fiaccolata che si è svolta qui a Torre di Quartesolo, Diana è stata ricordata anche a Vo, il suo paese di origine dove è nata e vissuta e dove anche lì sono state raccolte tante testimonianze da parte dei familiari, da parte di chi l'ha conosciuta e vissuta. Sentiamo il prossimo servizio di Marta Zatta. Un silenzio carico di dolore e di domande ha attraversato le strade di Vo. Circa 100 persone hanno preso parte alla fiaccolata in memoria di Diana Canevarolo, la donna di 49 anni morta a Torre di Quartesolo in circostanze ancora misteriose. In prima fila il fratello Michele, la sorella Katia insieme a zii, parenti e numerose amiche di Diana. Era quando la vedevo a casa con i miei bambini, abbracciata e sorridente, quasi ogni giorno ci sentivamo, mi chiedeva dei bambini, io chiedevo di lei, di Nicolò. E queste cose mi mancheranno. Ogni tanto ci incontravamo anche dopo il lavoro, facevo pulizia dentro un cinema, dopo magari io la raggiungevo per un caffè, 2 chiacchiere e tante cose mi mancheranno. Vo, il paese dove era cresciuta e aveva vissuto fino a una ventina di anni fa. Sempre sorridente con i suoi occhi azzurri e basta. Vi conoscevate dall'infanzia? Sì. Fa fatica a parlare. La passeggiata silenziosa partita da Piazza Liberazione era aperta da uno striscione sorretto dalla sorella e da alcune amiche, con la scritta "Chiediamo giustizia e verità per Diana". La comunità ha risposto con vicinanza a quello che è la tragedia e il dramma di una scomparsa prematura. Quindi il punto di partenza e di arrivo per quello che riusciamo oggi a sapere è di vicinanza a quello che rappresenta la famiglia di Diana e questo è l'obiettivo di questa passeggiata che la famiglia ha voluto per poter ripercorrere e passare anche di fronte a quella che è stata per diversi anni la casa di Diana. Poche parole dai familiari ancora molto scossi. Michele Canevarolo però ha smentito con fermezza voci di dissapori familiari. In merito alle parole del nipote Nicolò, figlio di Diana, che lo ha descritto come un fratello assente, lui risponde: non l'ho riconosciuto mio nipote in quel momento, tutto qua, non so cosa, basta, non l'ho riconosciuto.
Invece delle parole del suo compagno? Può dire quello che vuole. Sul decesso avvenuto 2 giorni dopo il ritrovamento del corpo, la mattina del 4 dicembre nel cortile di casa, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio volontario. La famiglia e gli amici intanto chiedono giustizia. Ecco, l'avete sentito, tante le testimonianze commosse, tante anche le fiaccole che diventano anche un simbolo in cui si chiede di far luce su questa vicenda che ancora ha i contorni del giallo e del mistero su cui si indaga a tutto campo. E proprio sui nuovi elementi sentiamo il prossimo servizio di Ivano Tolettini e poi la linea può tornare allo studio. Per 2 settimane l'ipotesi dell'omicidio ha dominato il racconto pubblico sulla morte di Diana Canevarolo. Oggi però c'è un altro scenario che prende spazio nelle indagini ed è lo stesso legale della famiglia ad aprire una possibilità finora rimasta sullo sfondo, che non si sia trattato di un omicidio. L'avvocato Cesare Dalmaso, che assiste il figlio Nicolò, invita alla prudenza. L'idea che ci siamo fatti, spiega, è che possa essere stato anche un incidente. Un'ipotesi che tiene conto delle condizioni di fragilità della donna, della sua salute e della possibilità di una caduta accidentale, magari provocata da un malore o da una perdita di equilibrio. Secondo il legale della famiglia, Diana potrebbe essere inciampata, aver urtato contro elementi rigidi del cortile o delle pertinenze condominiali, riportando ferite gravi senza l'intervento di terze persone. Una dinamica che all'inizio non era stata accolta né dai familiari né dagli inquirenti, ma che ora torna sul tavolo con maggiore attenzione. Resta il nodo centrale: stabilire l'origine delle lesioni. Saranno gli accertamenti medico-legali, le analisi tecniche e la ricostruzione degli ultimi movimenti della donna a chiarire se quei segni siano compatibili con una caduta oppure un'aggressione. Nel frattempo il clima resta sospeso tra dolore e attesa. Le fiaccolate di Vo e Torre di Quartesolo hanno restituito il volto di una comunità che chiede verità, non scorciatoie. La procura continua a indagare senza escludere alcuna pista e oggi, più che mai, vale solo una certezza: la verità non si costruisce sulle emozioni, ma sui fatti. E dunque è ancora un giallo per ora indecifrabile quello di Diana Canevarolo per capire cosa sia accaduto. Cosa è accaduto invece purtroppo è certo a Cavallino Treporti ieri sera con la morte di un 57enne che è stato travolto e ucciso mentre attraversava la strada, ennesima vittima in Veneto e nel veneziano. Ilaria Marchiori con Sandro Ponchio. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno anche a te Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. L'incidente è avvenuto lungo via Fausta, la strada che state vedendo ripresa da Simone Merlo nei pressi dello Sport Center accanto al camping Union Lido. Come hai anticipato, la vittima è Massimiliano Colussi di 57 anni, con tutta probabilità fosse appena sceso dall'autobus, la fermata poco distante, e l'attraversamento sarebbe avvenuto in una parte di questo tratto dove non ci sono le strisce pedonali. La persona a bordo dell'auto che l'ha investito si è immediatamente fermata per prestare i primi soccorsi e chiamare l'ambulanza, che però una volta giunta sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, perché l'impatto è stato davvero violento. La polizia locale poi è giunta poco dopo sul posto, ha eseguito rilievi per tutta la sera. Sotto shock l'uomo al volante, è stato sentito e sottoposto naturalmente all'alcol test e ai test tossicologici, e poi per quanto riguarda gli altri dispositivi è stato posto tutto sotto sequestro dalla polizia locale, che dovrà consegnare alla procura già informata dei fatti con il verbale. La sindaca Roberta Nesto questa mattina ha scritto un messaggio su Facebook esprimendo la vicinanza alla famiglia del 57enne e alla comunità,
per i fatti drammatici che si è trovata a far fronte negli ultimi giorni. Ricordiamo anche il pescatore di Cavallino, Andrea Rossi, della stessa età di Colussi, che non aveva più dato sue notizie dopo essere scomparso da mercoledì sera. Inoltre contattata al telefono la sindaca Nesto, che non ci ha potuti raggiungere sul posto, ci ha detto che questa è una strada sicura dove non avvengono incidenti con frequenza. Vero è però che rimanendo qui in attesa di collegarci abbiamo visto parecchie auto che percorrevano la strada ad una velocità sostenuta, per cui se fosse stato così anche ieri sera l'impatto a cui si è trovato a far fronte l'automobilista che ha investito Colussi non è stato di certo un impatto leggero, ma molto violento, che ha appunto portato alla morte il 57enne. Qui da Cavallino è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori e Simone Merlo. Chiedo scusa, non è Sandro Ponchio ma Simone Merlo con te. Allora andiamo velocemente in pubblicità, ripartiamo però dalla cronaca nera e partiamo da uno dei femminicidi che aveva sconvolto la Marca trevigiana, il delitto di Margherita Ceschin. Ieri la sentenza con 2 ergastoli e 2 assoluzioni. Ripartiremo proprio da qui con la cronaca. Ergastolo con isolamento diurno per 6 mesi per Sergio Antonio Luciano Lorenzo, 40 anni, organizzatore del delitto, e Matteo Luis Garcia detto Molongo, 31 anni, il killer che secondo l'accusa uccise la pensionata Margherita Ceschin. Un delitto brutale avvenuto la notte del 23 giugno 2023 nell'abitazione della vittima a Conegliano. Siamo parzialmente soddisfatti del fatto di essere riusciti quantomeno a escludere alcune circostanze aggravanti, e in particolare quella delle crudeltà e delle sevizie e quello delle più persone riunite. Rimane in piedi quella della premeditazione, su cui avevamo però discusso in maniera importante durante la nostra arringa. Probabilmente non siamo riusciti a convincere, anzi evidentemente non siamo riusciti a convincere l'autorità giudiziaria. Ci proveremo chiaramente in grado d'appello. Entrambi sono stati condannati al pagamento in saldo di un risarcimento nei confronti delle parti civili, che dovrà essere stabilito in un differente processo civile, ma dovranno pagare un provvisionale alle parti offese pari complessivamente a 170.000 euro. Come abbiamo affermato di fronte alla Corte d'Assise, l'unico suo punto di debolezza è stato quello, una volta capito quello che era successo, di cercare di aiutare il suo ex fidanzato, che era il padre del figlio che portava in grembo, a guadagnare la salvezza. Assolto anche Joan Maria Beltre Guzman, 43 anni, arrestato per concorso in omicidio quale intermediario, reato poi derubricato dal pubblico ministero a favoreggiamento. Secondo la Corte d'Assise ci sono gli elementi per ritenere che dopo l'omicidio avesse in qualche modo favorito quelli che sono considerati gli esecutori materiali. Daremo battaglia anche per questa fattispecie di reato molto, molto meno grave. La cosa importante era la sua assoluzione dall'omicidio. Le indagini dei carabinieri portarono in poco tempo a chiarire il quadro di un delitto che sconvolse la Marca. Margherita Ceschin fu uccisa a casa, sorpresa sul divano, aggredita, picchiata e poi soffocata. A fare da palo fuori Joel Lorenzo, il grande accusatore, che con la sua testimonianza incastrò la banda. Il mandante di questo efferato omicidio per l'accusa fu l'ex marito della Ceschin, Enzo Lorenzon, deceduto a inizio agosto. Fu lui ad ingaggiare il comando di malviventi per far uccidere la 72enne. Subito dopo il suo decesso, nella prima udienza utile, il pubblico ministero ha chiesto che nei suoi confronti fosse pronunciata la sentenza di non doversi procedere per morte del reo, quindi è una sentenza procedimentale, quindi la Corte d'Assise ha ritenuto di non procedere oltre proprio per la morte del reo. La sentenza per l'ultimo componente della banda, Joel Lorenzo, è prevista a gennaio 2026. Il ricordo di Margherita è sempre presente. Da parte degli imputati, anche di fronte alle prove schiaccianti portate a loro carico, non c'è stata mai la minima collaborazione, così come è stato ricordato anche dal pubblico ministero, che è stato bravissimo. Un pezzo di verità sul delitto resta nascosto. Ci sono almeno 2 persone implicate che non pagheranno mai per quello che hanno fatto, e questo mi lascia un po' di amaro in bocca. Sono le parole di Paolo Ceschin poco dopo la lettura della sentenza. Tornano invece alla loro vita Candy e Guzman, assolti
coinvolti dalla grave accusa di omicidio volontario premeditato. Per noi, dicono, è finito un incubo. Quando mi sono reso conto di quello che è successo ero già dentro, quindi io non ho respirato, nel senso, da me sono arrivati alle 3 passa del mattino, alla mattina dopo ero già dentro in carcere. Sull'omicidio dice: è bruttissimo perché comunque quando è successo il fatto, quasi 2 mesi prima, io ero appena tornato dal mio paese che era morta mia nonna, quindi non arrivavo mai col cuore di fare una cosa del genere. Basta. Di Margherita Ceschini invece un pensiero per lei? Mi dispiace per lei, per tutto quello che è successo e anche perché sì, lei ha figli, ha nipoti, che anche i miei figli lo stesso hanno la stessa cosa, quindi non mi vengono più parole. Questa per l'avvocato Crea è la seconda assoluzione per omicidio premeditato in pochi mesi, dopo quella di Battaglia nell'omicidio di Anica Panfile, ora questa con Guzman. 2 diverse corti d'assise di Treviso credo abbiano valutato molto correttamente quelli che sono le prove che avevamo portato, quelle che aveva portato la procura, quindi c'è sicuramente una ulteriore soddisfazione professionale. Candy rimarrà in Italia e tornerà a lavorare. Rimane una brutta esperienza di questa situazione perché comunque c'è una persona che non c'è più. Niente, non posso dire altro. Adesso cosa farai? Niente, adesso mi prendo a lavorare e basta. Rimarrai qui? Sì, rimango qua sempre. Sono tornati in carcere invece Matteo Garcia e Sergio Lorenzo, le loro parole prima di lasciare l'aula. Le parole valgono veramente poco, c'è forte delusione, forte rammarico, loro si ritengono estranei al fatto, così come è stato ricostruito in aula. Ritengono chiaramente di avere partecipato, di aver avuto un qualche ruolo nella vicenda, ma non sicuramente quello che gli è stato riconosciuto oggi con la sentenza. E siamo ritornati dunque in diretta con la sentenza sul delitto di Margherita Ceschini e poi ci sono le indagini che continuano sul quindicenne accusato di istigazione al terrorismo, quindicenne arrestato dalla Digos, che resta in carcere, lo ha deciso il Tribunale dei minori di Venezia. Intanto l'indagine continua. Si è svolto l'interrogatorio di garanzia del quindicenne residente nel Coneglianese, arrestato sabato scorso con accuse gravissime. Appartenente all'estrema destra suprematista, diffondeva messaggi di odio e violenza, ma soprattutto deve rispondere di istigazione a delinquere ed apologia di reati di terrorismo. Il giudice del Tribunale dei minori di Venezia ha deciso: il quindicenne rimarrà in carcere, confermata la custodia cautelare. Studente liceale, bravo a scuola, taciturno, pochi amici, ma sicuramente insospettabile. Eppure, dietro alla facciata, un segreto che tentava di nascondere, inneggiava a stragi terroristiche avvenute in passato ed intanto si stava costruendo armi e munizioni in casa con tanto di disegni su come realizzare anche ordigni. Gli investigatori della Digos di Milano e di colleghi di Treviso lo tenevano sotto controllo, monitoravano i siti sui quali scriveva, da Telegram a Signal, fino a quando non ha detto di aver quasi terminato un fucile pronto per essere utilizzato. A quel punto l'intervento della polizia è stato immediato e per lui si sono aperte le porte del carcere. Il presidente di ANCI Veneto Mario Conte ha parlato di situazione agghiacciante. Oggi su questo episodio a dir poco preoccupante è intervenuto anche il presidente della regione Alberto Stefani. Ho condiviso con il presidente dell'ANCI Mario Conte la necessità di confrontarci con il Ministero dell'Interno per avere strumenti per affrontare questa sfida. Voglio ricordare che la sicurezza e l'ordine pubblico sono competenza esclusiva dello Stato, ma la regione, per quello che potrà fare nei limiti di quello che avrà la possibilità di fare, sarà in campo insieme ai sindaci. Un ragazzino con un avanzato stadio di radicalizzazione, un fatto grave che pone degli interrogativi. Gli inquirenti ora stanno smantellando pezzo per pezzo il sistema a cui il quindicenne partecipava attivamente e nelle prossime ore, non è escluso, possano scattare le manette ad altre persone, anche minorenni. Intanto, mentre le indagini, come dice Daniela Sizia, in questo servizio continuano, il caso potrebbe arrivare in Parlamento presso la Commissione Infanzia e Adolescenza, di cui fa parte la deputata trevigiana di Fratelli d'Italia, Marina Marchetto Aliprandi. Sentite. Io la considero una situazione e una condizione inquietante, al di là della matrice. Gli estremismi, che siano da una parte o dall'altra, sono alquanto pericolosi e sarà mio dovere
è mia responsabilità cercare di relazionarmi anche con i colleghi in questo senso per trovare, non dico una soluzione a questo, perché Dio solo sa cosa passa nella mente dei ragazzi e che cosa abbia portato anche a riuscire ad assemblare un arsenale, sembra, quindi estremamente pericoloso. E dicevo di riuscire a capire anche queste inquietudini da dove derivano, questa mancanza di dialogo, questa volontà di far del male. Ecco, senza dialogo esternare il proprio magari malessere nella lotta, nel far del male agli altri, ecco, una provocazione purtroppo disastrosa e disastrante per la collettività e per i ragazzi, io penso, che sono non il nostro futuro, sono il nostro presente, quindi sarà mia cura raccordarmi anche con la questore per capire maggiormente e cercare di arginare la situazione. Insomma, lei è pronta a portare un dossier a Roma, mi pare di capire, comunque aprire una discussione anche in commissione. Certo, anche in commissione. Adesso dobbiamo votare, infatti fino all'ultimo dell'anno sarò a Roma per il bilancio, ma quando riprenderemo i lavori e quindi avrò anche una relazione scritta sulla quale mi potrò basare, sarà mio dovere proprio cercare di approfondire la situazione nella quale, nostro malgrado, ci troviamo. Dal quindicenne aspirante terrorista al baby bullo ancora più giovane che da tempo terrorizza i compagni di classe in una scuola elementare del Coneglianese, ce ne siamo già occupati più volte, c'è stato un nuovo incontro tra genitori, scuola e comune. La classe vive una situazione di enorme difficoltà non per dinamiche disfunzionali del gruppo classe, quanto piuttosto per il comportamento violento di un singolo alunno nei confronti del quale la scuola e le istituzioni non riescono a mettere in campo interventi efficaci a causa dell'atteggiamento non collaborativo dei genitori dell'alunno. Inizia così il comunicato scritto, al termine di un nuovo incontro tra scuola, famiglia e comune, dei genitori di alcuni alunni di una scuola elementare del Coneglianese che da mesi fanno i conti con una delicata quanto difficile situazione in classe dovuta alla presenza di un bambino autore di aggressioni fisiche con calci e pugni, ma anche insulti con espliciti riferimenti sessuali. Un incubo che aveva portato le famiglie a scioperare tenendo a casa i propri figli e scendere in strada. Ad oggi, si legge ancora nel comunicato, non si può certo affermare che la situazione stia migliorando. Nell'ultimo mese i bambini sono stati costretti più volte a fare lezioni nei corridoi o in altre aule, avendo dovuto lasciare la classe dove il bambino impediva l'attività scolastica. Riteniamo a questo punto che la soluzione della vicenda potrebbe arrivare solo a fronte di un deciso intervento delle istituzioni competenti a livello superiore. Le famiglie si dicono pronte a collaborare con scuole comune per iniziative programmate con professionisti, considerate però non risolutive. Chiediamo, concludono i genitori, il pieno rispetto del diritto alla sicurezza, alla serenità e alla continuità educativa di tutti gli alunni. Sollecitiamo interventi urgenti ed efficaci. Per questo motivo, se continueranno a permanere il disinteresse verso i bambini tutti e la comunità scolastica, dovremo, nostro malgrado, ricorrere ad una nuova iniziativa. All'incontro presenti anche il sindaco Fabio Chies e l'assessore alle politiche per l'infanzia e giovanili Panizzutti. Siamo come amministrazione in continuo contatto sia con i genitori che con la scuola che con uffici scolastici provinciale e regionale. E abbiamo fatto il punto, sono state fatte delle proposte che sono anche già partite di progetti da sviluppare all'interno della classe, e quello che posso dire con certezza è che tutti, ma dico tutti, stanno facendo la propria parte per portare avanti la situazione, per portare avanti, per parlare di questa situazione un po' particolare e portarla a risoluzione o quantomeno a mitigare quelle che sono le problematiche. Allora torniamo a Treviso, torniamo da Cristian Arboit con Nicoletta Rizzetto, lo ha raggiunto il sindaco di Treviso Mario Conte, parliamo della notizia che abbiamo dato subito in apertura, cioè la violenta aggressione subita dal nostro direttore Luigi Bacciali, direttore di Media Nord-Est, da uno sconosciuto e con evidenti problemi, e che ha portato il direttore a essere portato in ospedale per accertamenti con un trauma cranico. È un episodio davvero inquietante, un'aggressione così senza un motivo e molto violenta in pieno centro città. Cristian.
Sì, Nicola, mi ha raggiunto il sindaco di Treviso Mario Conte per appunto una prima reazione a questa aggressione. Abbiamo parlato anche con alcuni residenti della zona, una signora in particolare ci ha confermato la dinamica che vi abbiamo dato all'inizio, quindi quest'uomo sulla quarantina che ha aggredito fisicamente il direttore Bacciali, che gli ha sbattuto la testa contro il muro, sullo sfondo appunto una questione molto futile, il fatto che i cani del direttore avessero urinato nei pressi dell'abitazione di questa persona. Quest'uomo ha raggiunto il direttore dicendo lui appunto che i cani avevano urinato. Il direttore è tornato indietro per ripulire, non si era reso conto di quello che avevano fatto i cani. Nel momento in cui stava pulendo è stato aggredito da quest'uomo che gli ha sbattuto violentemente la testa contro il muro. Luigi Bacciali è al pronto soccorso con un trauma cranico. Sindaco Conte, una sua prima reazione? Innanzitutto la solidarietà al direttore Bacciali e un augurio di pronta guarigione. Insomma, l'episodio che è avvenuto è spiacevole per le modalità e anche per le motivazioni, insomma, assolutamente banali, quindi un episodio ingiustificato che deve essere, ovviamente adesso deve avere delle conseguenze per l'autore, perché insomma sono comportamenti che in alcun modo non devono essere giustificati. La violenza deve essere sempre condannata e quindi insomma spero che ci sia la denuncia e il responsabile si assuma le proprie responsabilità. Però innanzitutto fatemi augurare davvero buona guarigione al direttore e portare la vicinanza di tutta la comunità. Qui su via Cornarota ci sono diversi occhi elettronici, diverse telecamere, immagino anche gestite dal comune, quindi se necessario le metterete a disposizione. Siamo nella via dove c'è la sede dei carabinieri, quindi voglio dire, però al di là, questo è un episodio che ha visto protagonista una persona che palesemente ha sbagliato e quindi dovrà assumersi le proprie responsabilità. Non ne faccio una questione di sicurezza generale, però sono il primo a essere dispiaciuto, lo sono sempre quando succedono questi episodi. Poi adesso la vittima è il nostro direttore Bacciali, quindi insomma sono particolarmente dispiaciuto anche perché è un amico, ma sono anche convinto che insomma si riprenderà presto. Ultima questione, abbiamo parlato appunto con un po' di residenti, pare che questo soggetto avesse assunto appunto anche in un passato recente atteggiamenti un po' sopra le righe. Si ripropone forse per certi versi il tema della salute mentale o comunque di questa crescente aggressività anche nei rapporti proprio tra privati. Forse non è nemmeno una questione, come diceva lei, sindaco Conte, di sicurezza, però forse la questione dell'aggressività. Adesso io non conosco l'autore di questo gesto e quindi non posso nemmeno esprimermi sul fatto specifico. Attendiamo le indagini da parte delle forze dell'ordine e poi raccoglieranno le testimonianze, le videocamere di sorveglianza. È altrettanto vero che insomma gesti così di rabbia estrema se ne sentono ormai quotidianamente e questo è sinonimo di un livello sempre più alto di stress comunitario che deve farci tutti quanti un po' riflettere, perché voglio dire adesso il tema, la motivazione che ha fatto esplodere la rabbia e aggredire il direttore è davvero un motivo privo di ogni senso, no? Si poteva semplicemente chiedere con educazione di pulire il muro. Quindi dobbiamo tutti cosa quanti... che tra l'altro, lo dico, è stata fatta e il direttore appunto ha detto non mi sono accorto e stava ripristinando un po' la situazione in quel momento che è scattata l'aggressione. Sì, no, ma di fatti nessuna colpa, insomma, e quindi dobbiamo tutti quanti interrogarci sul perché di questo livello di stress che poi sfocia con gesti anche molto brutti a volte. Oggi stiamo parlando di un'aggressione, altre volte sentiamo nei telegiornali anche dei finali anche molto più tragici, quindi dobbiamo tutti quanti abbassare un po' il livello di discussione, il livello di tensione, aprirci tutti di più al dialogo, al confronto, però è un tema che deve essere affrontato comunitariamente.
Grazie Sindaco Mario Conte. Chiaramente nel pomeriggio cercheremo di sentire anche il direttore Baccialli, che attualmente è al pronto soccorso. Non appena uscirà dal pronto soccorso, ci auguriamo il prima possibile, sarà formalizzata anche una denuncia querela. Per il momento da via Cornarotta è tutto. Nicola, con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Grazie davvero al nostro Cristian Boyd, grazie anche al sindaco Mario Conte. Allora adesso apriamo la pagina politica perché rivediamo i servizi sempre del nostro Cristian Arboit. Ieri è stata una giornata importante in Consiglio regionale, nel nuovo Consiglio regionale, con la seduta che ha visto la descrizione del programma di governo della nuova giunta Stefani, ma non solo. Allora vediamo questi servizi, poi la pubblicità e ripartiremo proprio dalla politica con un ospite importante. Allora la politica, pubblicità e poi l'ospite. Oggi voglio prendere una proposta di legge dell'opposizione, quella sui caregiver, già presentata nella scorsa legislatura. Oggi ho visto che è stata ripresentata. Io chiedo un impegno a questo Consiglio regionale partendo da quel testo base, magari proponendo qualche emendamento migliorativo, qualcosa che si può sicuramente sistemare, qualcosa che si può sicuramente migliorare, di approvarla insieme entro 6 mesi. Parte all'insegna del dialogo l'era Stefani, con il presidente pronto a portare avanti una proposta dell'opposizione su chi quotidianamente assiste familiari e persone non autosufficienti, apertura che viene subito accolta con favore. Mi piace molto il fatto che sia stata accolta questa proposta e che su questa proposta incomincino dei lavori d'aula che cerchino di dare un assetto migliore alla tutela delle nostre persone fragili. Del resto, quella che era stata definita dallo stesso Stefani come la sfida del sociale resta la priorità assoluta della legislatura. Il programma del neogovernatore presentato in aula al Ferrofini è un continuo richiamo alle questioni delle diverse generazioni. Oltre la metà dei nuclei over 85 sono nuclei soli e l'aumento esponenziale crescerà nel corso dei prossimi anni. La solitudine è una sfida che non è più di serie C, diventa una sfida centrale nell'agenda politica della nostra regione. Inverno demografico che richiede nuovi strumenti anche di natura trasversale. Un'urbanistica sostenibile, quartieri inclusivi per le non autosufficienze, residenzialità che permettano una rete di supporto anche dal punto di vista sociale. Ma a cambiare repentinamente sono anche i più giovani, eppure qui servono nuovi strumenti di supporto a partire dai centri per l'ascolto. Oltre il 55% dei giovani d'oggi, degli adolescenti di oggi, riconosce tra i propri coetanei un disagio psicologico. Altro tema che ho voluto portare al centro nella campagna elettorale, ma che voglio soprattutto portare al centro dell'agenda politica. Il disagio giovanile è un tema da affrontare con coraggio. Giovani che poi vanno convinti a rimanere in Veneto sviluppando talenti e competenze. L'altro fronte è infatti quello della manodopera che non c'è e ancora l'autonomia che al momento va praticata puntando sulla prossimità degli assessorati. Stefani ricorda la delega per le terre alte. Ascolta l'ex fidante Manildo, pronto dice a un'opposizione di valore e mai pregiudiziale, ma ovviamente non mancano già dei distinguo. Nell'intervento del Presidente Stefani non ho sentito fortissimo il richiamo a mantenere la sanità pubblica come stella polare della politica regionale. Mi piacerebbe che questo diventasse sempre più forte. È una vecchia vicenda che noi conosciamo, una legge di iniziativa popolare, quindi è qualcosa di più di un semplice progetto di legge. Potrebbe tornare in aula qualora i consiglieri lo decidessero per essere trattata e quindi per tentare ancora di rivotarla. È una questione che ben conosce quella sul fine vita Luca Zaia e proprio da qui l'Assemblea regionale potrebbe ripartire. Era il 16 gennaio 2024 quando la proposta sostenuta dall'allora governatore naufragò al Ferrofini per un solo voto, mandando
andando in tilt sia maggioranza che opposizione. Quasi 2 anni dopo il fronte si riapre, il disegno di legge sul suicidio medicalmente assistito per i casi irreversibili è tra i primi a essere stato ripresentato. Lo stesso Zaia, che al momento dell'insediamento come Presidente del Consiglio aveva annunciato di non voler votare singoli provvedimenti, fa intendere che i temi etici fanno storia a sé, scontato il voto a favore. Sui temi etici in generale, cioè se arrivasse una richiesta di un progetto di legge su un tema etico va al di là delle posizioni politiche, non c'è un ordine di partito, sarebbe un guaio se ci fosse un ordine di partito. Infatti a destra e a sinistra hanno votato sì e anche no. Intanto però c'è l'ordinaria amministrazione con un bilancio tutto da approvare, prima ancora ci sono da sciogliere e formalizzare nomine di capigruppo e commissioni. Faremo un ufficio di presidenza subito dopo e programmeremo l'organizzazione dei lavori del Consiglio che vedono il Natale incombere, ma noi abbiamo necessità di portare quanto prima a svilupparsi tutta quella che è l'attività del Consiglio, specialmente per la predisposizione del bilancio di previsione. Barbisan, che guiderà il gruppo della Lega, partito che in Consiglio andrà a sdoppiarsi con una seconda formazione, la Lega Stefani, come già successo per Zaia, capogruppo in pectore, in questo caso il fedelissimo del neopresidente, il veronese Matteo Pressi. In questi giorni si costituiranno i gruppi, tra oggi, domani al più tardi lunedì, poi la conferenza dei capigruppo inizierà a delineare il calendario sia dell'Aula che delle commissioni. Utilizzeremo le vacanze di Natale per far partire tutte e 6 le commissioni. Forza Italia si affiderà ad Alberto Bozza, Fratelli d'Italia a Claudio Borgia. Siamo abituati a prenderci responsabilità, a fare scelte, a prendere decisioni, quindi è ovvio che quando uno ha un ruolo così impegnativo si sente responsabilizzato. Nel centro-sinistra Rossella Cendron rappresenterà le liste civiche che si erano schierate per Manildo. Guardo soprattutto Belluno e Rovigo in particolare, allora calcherei un po' la mano sull'attenzione a chi finora si è sentito dimenticato. Non perderemo l'occasione di ribadire questo importante messaggio da questi territori. Rieccoci in diretta. Allora, ultima parte della nostra prima edizione. Prima di lasciarci con la pubblicità abbiamo visto allora i servizi sul Consiglio regionale di ieri. È passata una settimana anche dalla formazione della nuova giunta e il nuovo Consiglio nei quali è assente e non per sua volontà il nostro ospite di quest'oggi, che vediamo e che ringraziamo, Giampaolo Bottacin. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ho sottolineato non per sua volontà, insomma se ne è parlato a lungo prima delle elezioni. Allora, prima di tutto, visto che è passata una settimana ormai dalla formazione della nuova giunta e dall'annuncio della nuova giunta, anche i primi giorni di consiglio, in generale, poi entriamo nello specifico nell'assessorato che lei ha guidato per tanti anni, insomma protagonista importante dell'attività amministrativa del Veneto su più fronti. Intanto un giudizio un po' sulla nuova giunta, in generale di Alberto Stefani. Ma intanto mi pare, intanto consentitemi di esprimere solidarietà in confronti del direttore Bacciali. Ho sentito appunto da pochi minuti di quanto è accaduto. Al di là di questo direi che mi sembra una bella partenza, una squadra che rappresenta tutte le province del Veneto, una squadra di gente che ha grande esperienza, molti sindaci, ex sindaci, molti che hanno esperienza anche di consiglio regionale, e quindi direi una squadra che insomma si presenta con tutte le credenziali per fare bene. Presidente lo stesso, nel senso che ha già dato dei segnali importanti. Io credo che il fatto che Alberto Stefani nel consiglio di ieri abbia aperto alla minoranza con un concetto che credo ai cittadini faccia estremo piacere, cioè quello di dire: a me non interessa chi fa la proposta, se la proposta è valida la sosteniamo tutti, perché poi se è una cosa che va a beneficio dei cittadini è giusto sostenerla tutti. Quindi credo sia un passaggio assolutamente importante e non trascurabile. È stato presente per tutta la durata del Consiglio, ha ascoltato l'opposizione o minoranza, la chiamiamo, che forse è meglio in questa fase quantomeno, e quindi direi una bella partenza sia della Giunta sia del Consiglio.
io credo che ci siano tutti i presupposti per 5 anni di mandato in cui Alberto Stefani e la sua giunta e i consiglieri possano dimostrare ai veneti che si può ancora fare molto e fare bene. Ecco, si è detto, ed è così di fatto, si è detto che ovviamente sarà un Veneto diverso a livello di amministrazione politica, proprio perché non c'è quella preponderanza della Lega che c'era nelle precedenti giunte con Zaia, soprattutto nell'ultima, e quindi secondo lei questo anche apertura importante alla minoranza è un segnale per dire governiamo insieme, nel senso che non è più un monocolore dove la giunta decide e non c'è di fatto un'opposizione che possa avere i numeri per contrastarla? Ma guardi, io ho avuto la fortuna di vivere anche l'8ª legislatura e in parte per un periodo anche da capogruppo, dove c'era una maggioranza, una minoranza, entrambe molto strutturate, con molti gruppi, dove si poteva fare anche l'ostruzionismo come azione, adesso è prevista solo in rari casi, e quindi ho visto un consiglio dove c'era un dibattito molto importante. Ricordo che in un bilancio siamo stati in aula per 2 mesi, e quindi ovviamente ho visto anche una fase di grandissimo confronto. Uso questo termine perché credo che lo scontro sia da evitare in tutti i modi. Sicuramente ci sarà un dibattito maggiore all'interno della giunta, all'interno del Consiglio, fermo restando che a me questa rappresentazione che viene fatta a volte dell'uomo solo al comando non mi sembra rappresentare la legislatura precedente. Io posso dire che il Presidente Zaia mi ha dato le deleghe e su quelle deleghe ho avuto la massima libertà di movimento, quindi direi che c'era una bella squadra coesa e che ha fatto dei risultati, ha portato a casa dei risultati positivi per tutto il Veneto. Sicuramente quindi maggior dibattito sia in aula che in giunta, ma credo che questo sia a beneficio di tutti. Adesso arriviamo anche all'assessorato e alle deleghe molto importanti. Zaia come l'ha visto nel nuovo ruolo? L'ho visto, l'hanno riportato anche i giornali oggi, come lo conosco, cioè molto preciso, puntuale, rigoroso. Non ho ben capito la questione del non voto, visto e considerato che poi dopo ha anche già votato, no? Quando c'era da eleggere il Presidente del Consiglio, ma io credo che in un Consiglio regionale, se uno rappresenta un partito o comunque una coalizione, dovrebbe esprimere il proprio voto, salvo che non ci sia un conflitto di interessi, ovviamente. Quindi questa cosa non l'ho capita, però per il resto l'ho visto il solito Zaia molto performante. Quanto resterà secondo lei in Consiglio? Questo bisognerebbe chiederlo a lui, io francamente faccio fatica a capirlo, soprattutto da qui, da una posizione esterna è sostanzialmente impossibile. Senta, allora, prima che venisse poi annunciata la giunta, lei aveva fatto un post dicendo sono disponibile al confronto, insomma a parlare poi con chi prenderà le deleghe di ambiente e protezione civile, anche perché insomma i telespettatori la conoscono di più ovviamente con la divisa della protezione civile, perché l'hanno vista in prima linea in tutte le grandi emergenze del Veneto di questi anni, non solo alluvionali ma anche il Covid eccetera. Però insomma c'è molto altro nelle deleghe dell'ambiente, ad esempio il piano cave, tanti traguardi raggiunti, la sicurezza idrogeologica, la lotta alle ecomafie, insomma è tantissimo, è una materia complessa e molto molto complicata. Insomma lei si è detto disponibile a ovviamente aiutare il predecessore. Elisa Venturini, subito dopo la nomina, la nuova assessora che ha preso diciamo la sua pesante eredità, ha detto mi confronterò con Botaccino ovviamente perché ci sono una serie di passaggi importanti. Vi siete sentiti in questi giorni? No, francamente ancora no. Io rimango ovviamente a disposizione di chi mi succede perché, come diceva lei, sono deleghe molto impegnative, in modo particolare su 2 fronti. Il primo è quello che ha detto lei, la complessità di materie che sono estremamente difficili e che sono particolarmente scivolose, perché la materia ambientale è tutta penale, se sbagli qualcosa
arriva la denuncia penale e insomma sono arrivati tanti ricorsi, richieste di risarcimento danni in corso di questi anni e ne siamo sempre fino adesso venuti fuori in maniera positiva. Quindi la complessità delle materie, e su questo devo dire che io ho studiato tantissimo i primi mesi, nonostante sia stato aiutato tantissimo dalla mia competenza professionale, e quindi è evidente che io mi metto a disposizione di chi mi sostituisce, perché mi rendo conto, essendoci passato, della difficoltà che presentano queste materie, che sono estremamente tecniche. Di politico c'è ben poco, c'è molto molto tecnico. L'altro fronte su cui distingo, senza nulla togliere alle altre deleghe, ma distingo le deleghe che avevo in passato, sono quelle del tempo. Cioè vuol dire 10 anni sostanzialmente senza andare in ferie, vuol dire che il presidente Zaia mi diceva entro 2 ore da quando succede qualcosa devi raggiungere il posto in cui è successo, il che significa non uscire dal Veneto fondamentalmente mai, il che significa che quando, e voi ne siete stati testimoni perché voi siete assolutamente tempestivi, capillari e immediati, che quando succedeva qualcosa io ero, che fosse giorno, notte, sabato, domenica, ero sul posto, ma non ero sul posto nel momento in cui il giorno dopo c'era, come dire, la conferenza stampa. Ero sul posto di notte per cercare di dare un supporto ai sindaci, in modo particolare anche ovviamente alla popolazione di volontari, ma proprio perché la materia è estremamente complessa. Io ho avuto la fortuna di insegnarla al corso di ingegneria della sicurezza dell'Università di Padova, quindi la conosco abbastanza bene, svolgo attività di consulenza tecnica anche per i tribunali, sto parlando della mia professione ovviamente, e quindi so quanto complessa sia la materia, e so anche che i sindaci, pur essendo mediamente ben preparati, però quando ti capita una tegola del genere in testa, ovviamente c'è una serie di complessità anche dal punto di vista psicologico nell'affrontarlo, che credo abbiano apprezzato in questi anni la presenza anche fisica della Regione e del massimo esponente dell'assessorato alla protezione civile, così come penso lo abbiano apprezzato i volontari della protezione civile. Penso che per i volontari vedere il loro assessore insieme a loro in mezzo al fango sia stato un elemento di positività. Dopodiché ovviamente questo non basta, perché insomma investimenti sono stati fatti moltissimi anche nella protezione civile. Lascio in eredità, pensi che lascio in eredità 7 poli logistici avanzati, uno per ogni provincia, che adesso verranno realizzati. So che in queste ore la provincia di Padova ha già presentato il suo, certo, ma è stato un finanziamento che ho cercato in questi anni e che ho ottenuto, quindi adesso avremo anche 7 poli avanzati per essere ancora più tempestivi nella risposta, ma poi 2.527 cantieri realizzati in 10 anni nella difesa del suolo, 2,3 miliardi di euro investiti, cosa che non si riscontra nella storia della Repubblica Italiana in nessuna regione. Lo dico anche con una punta di orgoglio, perché quando arrivai Zaia mi disse il tuo compito è di mettere in sicurezza il Veneto, gli chiesi quanti soldi ci sono in bilancio, mi rispose 0, e io gli dissi ma come 0? E lui mi disse, come al solito pragmatico, tu sei l'assessore, trova i soldi e fai le opere. E quindi è stata un'impresa non solo fare le opere, ma anche reperire i finanziamenti. Da perderci il sonno, direi. Allora, tre cose, tre consigli che dà, se poi la sentirà, ma comunque che adesso dà a Elisa Venturini, a parte quello di non programmare ferie fuori dal Veneto, quantomeno. I 3 consigli più importanti che dà, i 3 punti chiave per mantenere, diciamo, per fare questo, per tenere questo assessorato come l'ha tenuto lei, insomma, in questi giorni. Lei ha illustrato bene i suoi risultati. Insomma, quali sono le 3 cose principali da fare? Beh, come dicevo prima, io i consigli che mi sento di dare, se mi posso permettere, sono quelli di fare quello, in base sulla mia esperienza, quello che ho cercato di fare io. Il primo è studiare tantissimo, perché le materie sono complicate. Il secondo è quello di farsi aiutare, e su questo fronte io mi sono sempre
molto appoggiato all'università, alle università che abbiamo in Veneto, non solo l'Università di Padova. Io ovviamente mi sono laureato là, quindi avevo più contatti là, ma fra l'altro l'Università di Padova è diventata recentemente, grazie a un accordo che abbiamo fatto, un centro di competenza per la protezione civile per la regione del Veneto, quindi ha un punto di riferimento molto importante. E il terzo consiglio è quello di ascoltare e di farsi aiutare laddove ci sono dei dubbi, insomma, ecco. Senta, io ho cercato di fare questo in questi anni, mi sembra che insomma sia andata abbastanza bene, ecco. Senta, lei ha citato prima i risultati con una punta giustamente di orgoglio. Allora, veniamo alla politica in senso stretto. Lei è una risorsa che la Lega dovrebbe comunque sfruttare di più? Beh, questo va chiesto alla Lega, nel senso che la Lega ha un segretario federale che è Matteo Salvini, ha un segretario regionale ancora in carica che è Alberto Stefani, con cui mi sono sentito anche in questi giorni, quindi vuol dire che se ogni tanto mi chiede qualcosa ritiene che forse posso dare una mano, e poi c'è un segretario provinciale che invece ha ritenuto che io non fossi un valore aggiunto e ne ho preso atto. Ecco, su questo l'amarezza resta ovviamente, immagino. Ma guardi, l'amarezza sì, no, mi è dispiaciuto perché essendo stato il più votato in assoluto... Vediamo se si sblocca, perché si è bloccato proprio in questo momento. Vediamo se si sblocca un attimo l'immagine di Bottacin, che stava parlando ovviamente un po' a livello politico adesso in questo momento della sua, diciamo, esclusione poi dall'agone elettorale. Allora facciamo così, mentre si ricollega Bottacin, vediamo proprio un servizio a cui faceva riferimento, e cioè la realizzazione del polo logistico di protezione civile nel Padovano. È un servizio da Padova, lo dico alla regia, il nuovo polo logistico della protezione civile a Padova, eccolo qua, ed è uno dei risultati di Bottacin, guardate. 1.860.000 euro, a tanto ammonta il finanziamento ottenuto grazie a un bando regionale per accedere al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, una somma che la provincia di Padova ha ricevuto grazie al progetto per la realizzazione del nuovo polo logistico avanzato per la protezione civile provinciale. La struttura sorgerà in via Cave, sui terreni già di proprietà della provincia, a poca distanza dall'attuale sede inaugurata nel 2013, che non sarà dismessa ma che sarà parte della riorganizzazione degli spazi. Una cittadella della protezione civile con uffici, un centro direzionale per il mondo del volontariato, ma anche con gli uffici della provincia che attualmente sono dislocati dalla parte opposta della strada. Il palazzetto che attualmente è utilizzato dalla protezione civile diventerà sede della polizia provinciale in un ambito di redistribuzione, e tutta l'area di via Cave verrà redistribuita con un progetto molto ampio. Il nuovo edificio ospiterà la logistica e la sede operativa della protezione civile provinciale. Questa realizzazione di questa nuova struttura prevede una sala corsi più grande, prevede una control smart room più grande in stretto collegamento con la prefettura, col comando provinciale dei vigili del fuoco e con i 101 comuni del territorio provinciale. Nella provincia di Padova sono oltre 4.000 i volontari di protezione civile organizzati in 135 gruppi comunali o associazioni che vengono impegnati nelle emergenze ambientali anche fuori regione. È un progetto strategico e soprattutto un progetto che darà una casa definitiva alla nostra protezione civile. Il gruppo provinciale è un orgoglio per l'amministrazione tutta, ma soprattutto per il territorio, e quindi è arrivato il momento di fare questo grande passo, realizzare un edificio ad hoc che non sarà solo un luogo di lavoro, ma sarà soprattutto un luogo dove verranno gestite le emergenze del futuro. Complessivamente il progetto costerà 3.800.000 euro e dovrà essere completato entro luglio 2028. Allora, rieccolo, stavo dicendo l'assessore Bottacin, sono talmente abituato a dire assessore Bottacin. Allora, riecco Giampaolo Bottacin, abbiamo visto proprio il polo logistico di Padova di cui si parlava. Mi sente? No, la vedo bloccato. Chiedo alla regia, mi sembrava un po' troppo fisso. Vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento, perché siamo con l'assessore... non riesco a non dirlo, siamo con Giampaolo Bottacin, ex assessore alla protezione civile all'ambiente,
che si stava parlando non solo ovviamente di come vede lui una nuova giunta, un nuovo consiglio, quali consigli dà a chi lo sostituisce adesso all'assessorato all'ambiente, cioè a Lisa Venturini, ma eravamo sul tema anche politico. Di fatto non ha partecipato all'agone diciamo elettorale Giampaolo Bottacin, né è stato richiamato per poter avere un ruolo importante nel futuro della regione, e stavamo parlando proprio di Lega, insomma, quindi anche un po' la delusione, l'amarezza per le scelte della segreteria provinciale del Carroccio, ma vedo che c'è ancora qualche problema. Allora vediamo se riusciamo a ricollegarci per gli ultimi minuti. Nel frattempo, ecco, io vedrei sì questo servizio che riguarda il conferimento dei premi ieri in Palazzo dei 300, anzi sì, Palazzo dei 300 a Treviso, con importanti riconoscimenti per alcune personalità della città. Sono 20 i nuovi Cavalieri della Repubblica premiati nel Salone di Palazzo dei 300 alla presenza delle più alte autorità civili e militari. Persone che si sono distinte per gesti nobili o per l'alto valore di servizio alla comunità, come ha ricordato il prefetto Angelo Sidoti nel suo discorso d'apertura, richiamando l'articolo 4 della Costituzione, che afferma che ogni cittadino ha il dovere di svolgere un'attività che contribuisca al progresso materiale e spirituale della società. Tra di loro anche Massimo Spagnol, impiegato di banca, vicepresidente di Contarina, oggi dirigente nazionale del Comitato 10 febbraio, che valorizza la memoria dell'esodo degli italiani dall'Istria, dalla Venezia Giulia, da Fiume e dalla Dalmazia, e delle vittime delle violenze jugoslave dalla fine del secondo conflitto mondiale ai primi anni successivi. Premiata anche Dania Sartorato, presidente FIPE e Confcommercio, letteralmente sorpresa dalla nomina. È un riconoscimento che accolgo con molta gioia per un riconoscimento per i meriti associativi, cioè la vicinanza, il sostegno e il supporto alle imprese nei tanti momenti difficili, e che dedico a tutte le persone che mi hanno aiutato, mi sono state vicine, e a tutte le persone come me, anche donne, che credono che si possa sempre fare qualcosa di più e di meglio per migliorare la nostra società. Onori anche a due donne dell'Avis, Fernanda Corredato e Daniela Moro, vicevicario Avis regionale, che fa un appello per donare il plasma anche alla politica. Accetto con grande onore questa onorificenza, perché proprio è una cosa, ringrazio tutte le autorità, il mio sindaco, grazie mille proprio di tutto. Riconoscimenti infine anche a chi insieme ad un suo collega ha salvato una donna dal suicidio, non pensandoci due volte, gettandosi in acqua il 19 maggio del 2016, anche se l'epilogo, purtroppo tragico, è stato solo rimandato. Allora mi getto più avanti di lei nel fiume e riesco che la spinta dell'acqua mi arrivi a me. L'ho presa e sono riuscito ad arrivare un po' alla riva. Dopo, grazie al mio collega Giuseppe, siamo riusciti a andare su per la riva e portarla in salvo. Allora siamo tornati in diretta. Bottacin mi sente? Sì, io la sento. Ho sempre l'istinto di dire assessore Bottacin, ce l'ho proprio connaturato in me. Vabbè, ogni tanto la chiamerò così, purtroppo, vabbè, perché mi viene così, naturale. Allora Bottacin, abbiamo davvero un minuto e mezzo perché il tempo poi è scivolato. Stavamo dicendo, resta un po' di amarezza per quelle scelte, diciamo, politiche, e quel sottopancia Lega che manteniamo ovviamente perché lei, peraltro, è un militante storico della Lega. Quanto resterà quel sottopancia Lega? Io non ho nessun tipo di problema, dovete chiederlo al segretario provinciale di Belluno. Io francamente non so se sia successo qualcosa, però ripeto, come dicevo prima, l'amarezza non è che non ci dormo la notte, ci mancherebbe altro, è stata ampiamente superata, perché sì, sono questioni che a volte accadono nella politica, però come dicevo prima mi sono sentito con Alberto Stefani in più occasioni, mi sono sentito anche con Matteo Salvini recentemente, mi sono sentito anche con molti membri della Giunta, non solo della Lega, e quindi direi che insomma, se posso dare un supporto a chi me lo chiede, io come ricordava lei,
scritto su Facebook, io sono a disposizione, ci mancherebbe altro. Non ci sono altre sirene di cui si era parlato nei mesi scorsi, sirene da altri partiti? Ma guardi, io su queste questioni qua, come ho sempre detto, ho sempre avuto un approccio molto tecnico, si è detto di tutto di più, io sono sempre rimasto sulle questioni dell'assessorato, sulle questioni tecniche, come ho anche ricordato prima, su tutto quello che c'era da fare, che ho fatto e che ho cercato di fare, su quello che rimane ancora da fare, e ribadisco che rimango a disposizione. Se poi mi chiama, faccio un nome perché l'ha detto sui giornali, voglio dire, Dario Bond, e mi chiede dei consigli, io gli ho detto quello che ritenevo potesse essergli utile rispetto alle domande che mi facevano. Questo vale anche per tutti gli altri assessori, i consiglieri, insomma io non è che sono scappato, sono tornato al mio mestiere, sono in ufficio in questo momento e quindi sono qui a disposizione. Benissimo, benissimo, allora io la ringrazio davvero, grazie a Giampaolo Bottacin, buon lavoro, chissà insomma che come risorsa non la potremo magari rivedere in qualche modo anche in regione. Allora, grazie davvero, grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Giampaolo Bottacin. Come sempre, il venerdì vi lascio adesso, prima del meteo o dopo il meteo, non lo ricordo, ma lo vedremo fra poco. C'è il momento in cui Marco Goldin, come ogni venerdì, ci racconta uno dei capolavori in mostra a Santa Caterina, grande mostra evento di grandissimo successo da Picasso a Van Gogh, quindi Marco Goldin. Poi c'è Casa Pappagallo con la ricetta del giorno, Mani in tasca col professor Paolo Gualtieri che risponde alle vostre domande sull'economia quotidiana alle 14:47 e poi il film Proprio di fronte a me, una commedia alle 16:22. Grazie e arrivederci.